Buongiorno a tutti, ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione qui in diretta da Telechiara. Come sempre alle ore 15 abbiamo un ospite in studio, ve la presento subito, è la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto, Simonetta Tregnago. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, oggi di che cosa parleremo? Di temi insomma, piuttosto attuali, purtroppo. Purtroppo. Oggi parleremo di stalking perché è passato poco più di un anno dall'approvazione definitiva della legge che lo regola come reato. E purtroppo parleremo di violenza in famiglia sulle donne, sui minori e anche sugli anziani. E allora le chiedo di aspettare la fine del telegiornale e poi naturalmente torneremo ad approfondire nei dettagli la questione che purtroppo è in prima pagina sul nostro telegiornale perché dobbiamo aprire con questa terribile notizia arrivata da Verona, cioè un parricidio maturato nel quartiere San Massimo. Un giovane di 20 anni, Pier Giorgio Zorzi, ha ucciso appunto il padre di 66 anni, Giorgio. Ne ha fatto a pezzi il corpo per poi gettarlo in un cassonetto dell'immondizia. Sono stati i condomini a chiamare la polizia per il cattivo odore che proveniva da uno dei bidoni della spazzatura. Sul posto è intervenuta la polizia che ha portato il giovane in questura dove è stato sottoposto ad un interrogatorio durato diverse ore. Alla fine ha confessato. L'omicidio sarebbe avvenuto una settimana fa, è maturato in un clima difficile. I rapporti tra Giorgio Zorzi e il figlio Pier Giorgio sarebbero stati tesi da anni. Il presunto parricida avrebbe parlato di problemi fin da quando era bambino davanti alla squadra mobile e il PM. Avrebbe ucciso il padre con un coltello nel corso dell'ennesima lite. Non ha però al momento saputo spiegare il motivo scatenante del diverbio e ricordiamo che questo ragazzo ha lasciato la scuola superiore anzitempo, era in cerca di occupazione, invece la madre, che ha problemi di salute, si era allontanata da casa da una decina di giorni per recarsi a Peschiera per accudire l'anziana genitrice. L'accusa ora per Pier Giorgio Zorzi è di omicidio aggravato e occultamento di cadaveri. Il giovane attualmente è detenuto nel carcere veronese di Montorio. Naturalmente poi tutti i dettagli e maggiori informazioni ve le daremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Un'altra notizia purtroppo tragica, un incidente sul lavoro, questa volta un falegname, Marco Sartori di 38 anni, è morto stamani a Montegalda nel Vicentino all'interno del capannone della falegnameria di proprietà della famiglia. L'uomo stava posizionando assieme a fratello una trave di legno del peso di circa un quintale sopra un macchinario quando è rimasto schiacciato tra la macchina e la trave. È morto per i traumi al torace causati dall'urto. Due coniugi, Silvano Furlanetto e Giancarla Caldato, di 69 e 65 anni, di Ponzano Veneto, sono morti in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. I due si trovavano a bordo di un'utilitaria condotta da uno dei figli che è rimasto leggermente ferito. Nell'impatto sono state coinvolte altre 3 autovetture, i conducenti hanno riportato ferite leggere. Sull'episodio adesso sta compiendo accertamenti la polizia stradale. È ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita la ragazzina di 9 anni ferita con una forbice dalla madre, una cittadina statunitense residente a Camisano Vicentino. La donna, dopo aver colpito la figlia mentre si trovava al piano terra della loro abitazione, è salita al primo piano e si è gettata nel vuoto, riportando ferite pare non gravi. È attualmente ricoverata all'ospedale ed è piantonata, anche se al momento non sono stati emessi provvedimenti a suo carico. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato un bigliettino scritto dal marito, un militare americano in servizio a Vicenza. Nel bigliettino l'uomo avrebbe chiesto alla moglie di seguire i figli perché lui doveva allontanarsi per alcuni giorni per ragioni di lavoro. Un arbitro di una partita di terza categoria nel Trevigiano è finito all'ospedale dopo essere stato colpito con una testata al petto da un giocatore della squadra ospite a fine partita. È accaduto a Spresiano al termine dell'incontro di play-off conclusosi 1-1 tra il Lovis Spresiano e la Suze Ganese. Al fischio finale un giocatore appunto della Suze Ganese si è avvicinato all'arbitro, ha borbottato qualcosa e questi ha estratto il cartellino rosso. A quel punto il giocatore ha colpito con una testata il direttore di gara Stefano Zola, che è finito a terra. Notevole la partecipazione del pubblico alla partita del cuore organizzata dall'associazione Team for Children, che ha coinvolto attori, sportivi e speaker radiofonici. Una partita a scopo benefico il cui incasso sarà completamente devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. In particolare il ricavato finanzierà una borsa di studio per un medico che all'interno dello stesso reparto studierà la tossicità dei trattamenti chemio-radioterapici sui bambini. Ce ne parla Elisabetta Corazza. È piovuto per l'intera partita, ma il maltempo non è riuscito a rovinare del tutto la festa.
Davanti a un pubblico di circa 300 persone, su un terreno particolarmente pesante e scivoloso e sotto un acquazzone autunnale, la partita del cuore si è giocata ugualmente e i calciatori più o meno improvvisati hanno dato il massimo anche divertendosi per i bambini di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Allora si dice così, oggi è una bellissima giornata, quindi calciando sotto la pioggia. Grazie al mio amico Igor che viene qui e saluta tutti quanti i nostri amici. Ciao, grazie a lui che mi ha coinvolto in questa stupenda iniziativa, io posso dire di essere felice. E cosa non si fa per i bambini? Ci si veste anche da clown, si potrebbe anche fare una nuotatina in mezzo al campo. Una partita il cui risultato finale poco importa, perché la vittoria, più che essere decretata dalle reti segnate, è data dalla partecipazione e dal coinvolgimento di giocatori e spettatori, tutti uniti per una importantissima causa: aiutare la ricerca e donare la speranza ai piccoli ammalati. La vittoria più grande è naturale, ovviamente stiamo giocando e stiamo scherzando anche noi, cioè il calcio è sempre poi alla fine, in questi casi è un pretesto, un modo in questo caso per aiutare loro, insomma, e loro sono i bambini e soprattutto quelli che hanno maggiore necessità, più bisogno, insomma, vedo che in Italia poi siamo bravissimi, noi siamo sempre molto solidali in questo senso e vedo che c'è una partecipazione corale veramente fantastica. Ma se il sole non si è mostrato per tutto il pomeriggio, in tribuna non è certamente mancato il sorriso, grazie agli show dei Dottor Clown che con i loro nasi rossi, i camici colorati e i palloncini hanno intrattenuto gli spettatori più giovani. Il sorriso è la nostra arma, è il nostro risultato principale. Noi che lavoriamo negli ospedali di Padova e Pieve di Sacco, il nostro unico scopo è questo, per i genitori e i bambini. Un impegno nel nome dell'evangelizzazione della sfida educativa che la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di considerare prioritarie nella propria agenda. Accolto così l'Arcivescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia, la nomina vicepresidente della CEI per l'area nord, una responsabilità sulla quale Monsignor Nosiglia si è voluto soffermare al microfono di Giulia Salmaso. Sentiamo. Ecco, c'è questa esigenza di ritrovare una via veramente maestra, che è quella che ci insegna Gesù in fondo nel Vangelo, no? Quella di essere vicino alle persone, soprattutto più giovani, ma anche di richiamarli sempre a quegli ideali forti, alti, come fa col giovane ricco nel Vangelo, no? Che gli dice: se vuoi essere perfetto devi vendere tutto quello che hai, darlo ai poveri, cioè devi svestirti di tutte le tue sicurezze, però lo guarda con amore. Io sono stato vicino a Giovanni Paolo II per tanti anni e adesso anche conosco bene Benedetto XVI, e quando lo vedi e li vedi questi papi in mezzo ai giovani e vedi che questi giovani moderni li ascoltano, ti chiedi come mai. Hanno bisogno di un padre, hanno bisogno di un padre. La nostra è una società maternamente avvolgente, ma i padri, nel senso di autorevolezza, anche di punto di riferimento, sono venuti un po' meno. Bisogna di un padre che dia forza, indicazioni di autorevolezza col suo impegno e con la sua testimonianza, però con amore, con grande amore, no? Valorizzando veramente tutte le potenzialità positive che i giovani hanno. Allora la CEI ha deciso di scommettere per 10 anni su questo tema. Ha deciso di sollecitare tutte le sue potenzialità che ha a livello territoriale, dalle parrocchie, alle associazioni, ai movimenti, alle famiglie, per riprendere in mano veramente con forza l'impegno educativo in tutti gli ambiti dell'esistenza, perché se vogliamo costruire il futuro della nostra società dobbiamo costruirla sull'educazione. Su che cosa vogliamo costruirla? Sì, sull'economia, sulla politica, su tante cose importanti. Ma se ci sfugge questo, ci sfugge la cosa fondamentale. E sono temi importanti quelli che abbiamo affrontato nel corso di questa edizione del telegiornale. Dopo le tragiche notizie che ci sono arrivate appunto da Verona e da Vicenza, abbiamo modo di parlare anche di questo con Simonetta Tregnago, che è la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Veneto. Che dire, una situazione davvero triste, quella in cui si trovano molte famiglie e molte donne, naturalmente. Triste perché soprattutto in una nostra regione che si fregia di essere anche in prima fila per il volontariato, per la solidarietà, per l'attenzione al prossimo, per il rispetto della vita, per il rispetto della persona, ci troviamo davanti appunto a questi fenomeni molto diffusi, più diffusi di quanto chiunque di noi pensi.
sottostimati, sottovalutati e assolutamente difficili anche da capire, governare e per trovare un rimedio a queste cose, molto difficile. Tra l'altro le violenze che voi seguite, che segnalate, che comunque monitorate attraverso la Commissione molte avvengono all'interno delle mura domestiche, questo è il problema. La maggior parte delle violenze che vengono subite dalle donne, dagli anziani, dai bambini, dalle persone disabili, non scordiamoci mai di queste persone sempre in difficoltà, purtroppo vengono subite all'interno delle mura di casa, dove dovrebbero essere invece più tutelate, più seguite, più protette. Lì va posto l'accento e l'attenzione per trovare un rimedio. La Commissione sta lavorando molto sulla sensibilizzazione. Molto, abbiamo bisogno di parlarne e di sentirne parlare, perché è giusto essere consapevoli che si ha il diritto di chiedere aiuto, non sottovalutare mai i segnali di allarme, perché purtroppo ci si trova da un momento all'altro nelle situazioni di estremo pericolo. Ecco, vogliamo provare ad aiutare, magari in questo momento parliamo di donne e di stalking, che è questo fenomeno di persecuzione, possiamo usare questo termine forte, perché riguarda appunto molestie continue, magari a volte vengono dall'ex partner. Molto spesso vengono dall'ex partner, perché soprattutto nei momenti di rottura della coppia si creano dei momenti di tensione molto forti, e quindi questo porta ad esasperare recriminazioni e altre azioni che nei momenti di normale rapporto non verrebbero a crearsi logicamente. Bisogna ricominciare a pensare che bisogna rispettare il prossimo, anche nei momenti di non accordo, perché è giusto ascoltare le dovute e giuste probabilmente recriminazioni del partner che non va più d'accordo con noi, logicamente. È cambiato qualcosa con la legge? Sì, è cambiato molto, è cambiato soprattutto l'attenzione nei confronti del problema, un senso di sicurezza che adesso ha la vittima, che prima non aveva i mezzi per venire tutelata correttamente, mentre adesso attraverso questa legge, attraverso la preparazione continua che viene fatta dalle forze dell'ordine proprio con degli uffici apposta all'interno sia delle questure che delle caserme dei carabinieri, si hanno dei mezzi proprio precisi, puntuali, attenti per venire in soccorso di queste vittime. Le do un dato solo della provincia di Verona che conosco: in un anno dall'approvazione della legge sono stati effettuati 12 ammonimenti, c'è questa bella come si può dire? Risultato, esattamente, 12 ammonimenti, 8 arresti in flagranza di reato e 7 denunce a piede libero. Cosa vuol dire? 25 persone, 27 persone che sono state aiutate in un anno, solo in una provincia di Verona. Infatti, un grande risultato, direi, un grande. Voi avete realizzato, io lo farei anche vedere, certo, insomma, questo volantino, perché poi magari lo riconoscerete, si può trovare anche nelle parrocchie. Anche nelle parrocchie di tutto il Veneto. Ecco, che cosa dice questo? Questo volantino è un pieghevole che si chiude e si può mettere velocemente in borsa anche senza farsi vedere, perché può succedere anche di non doversi farsi vedere. Dentro ci sono delle regole per poter chiedere aiuto e per capire quando si è in effetti in difficoltà. Alcuni consigli pratici, le varie situazioni che si possono venire a creare nella società o all'interno della famiglia e tutti i riferimenti a cui ci si può rivolgere per chiedere aiuto. Presidente, io terminerei, visto che appunto abbiamo queste notizie che oggi approfondiremo, no? Che arrivano proprio dalla sua stessa città, tra l'altro da Verona. Che riflessione vogliamo fare, sentendo così i primi dettagli di una storia che sicuramente è una storia complicata, difficile, abbiamo sentito c'erano molte tensioni interne, la mancanza però, forse salta all'occhio subito, la mancanza anche di una rete sociale. Una rete sociale, una rete di solidarietà, una rete di attenzione, perché io dico sempre che la famiglia è il nucleo fondamentale della nostra società, va tutelata, va protetta, va aiutata nei momenti di difficoltà come questo. La famiglia chiede aiuto, io voglio lanciare un appello: chi può
protegga e tuteli questa fondamentale istituzione della nostra società. È la prima cosa. Nella famiglia noi troviamo tutto l'aiuto che possiamo chiedere, però la famiglia va anche aiutata. Assolutamente. Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Veneto, io la ringrazio naturalmente anche i nostri telespettatori, vi ricordo che il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale è alle 16:30. Buon proseguimento.